Un incontro tra i sindaci della zona costiera empedoclina si è svolto ieri presso la sala del sindaco del comune di Porto Empedocle, presente il sindaco Ida Carmina, quello di Realmonte Luigi Zicari, di Cattolica Eraclea Santino Borsellino, di Siculiana Leonardo Lauricella, di Montallegro Caterina Scalia. Il fine è quello di parlare di strategie turistiche unitarie, sia per individuare nuovi fondi per una migliore programmazione degli eventi da organizzare in prossimità della stagione estiva e che abbia anche il compito di attrarre maggiori flussi turistici. L'obiettivo è che, visto il principio che l'unione fa la forza, abbiamo ritenuto che noi della fascia costiera nell'ambito dei Galli Siccani avessimo delle prerogative comuni da portare avanti e quindi appunto questa unità in vista della valorizzazione di tutta la nostra fascia costiera perché siano potenziate le iniziative progettuali di sviluppo delle nostre cittadine. Almeno noi a Porto Empedocle siamo profondamente convinti che oggi come oggi la sfida dello sviluppo passa attraverso l'unione e la concentrazione delle forze verso un obiettivo comune, perché da soli si è sperduti nel nulla, invece insieme si può portare avanti un progetto, anche perché noi con lo sviluppo del porto di Porto Empedocle avremo sicuramente il potenziamento del traffico crocieristico, perché mi sono d'intesa anche sin dal momento in cui si è insediata l'autorità portuale di sistema della Sicilia occidentale col dottore Monti, abbiamo puntato verso lo sviluppo crocieristico del porto empedoclino, che già l'anno scorso ha visto oltre una decina di navi. Evidentemente la possibilità di offrire non solo Porto Empedocle, che già di per sé ha tante potenzialità, ma l'alternativa di tutti i paesi rivieraschi, non so, Realmonte, Montallegro, Siculiana e via numerando, e sicuramente dà, diciamo, la possibilità di uno sviluppo ulteriore. Non bisogna essere egoisti, perché ripeto, solo insieme si può vincere la sfida dello sviluppo di questo territorio. Noi lavoriamo da circa un anno a questo protocollo d'intesa per la valorizzazione della costa, appunto, che va da Eraclea Mino, da Cattolica Eraclea, per Montallegro, Siculiana, Realmonte e Porto Empedocle. Pensiamo che abbiamo tanto da offrire ai visitatori, crediamo nello sviluppo turistico e che tutti insieme, lavorando in sinergia, si possa arrivare a risultati migliori che lavorando singolarmente. Per questo abbiamo pensato già da circa un anno di associarci, di metterci insieme, perché l'unione fa la forza, e siamo convinti di poter offrire un prodotto turistico integrato con le tante cose che ciascun comune può offrire per migliorare la fruizione turistica del nostro territorio. Cattolica è un punto essenziale in questa corsa. Quando si parla di questa corsa, che partiamo da Porto Empedocle fino alla foce del fiume Platene, quindi noi abbiamo delle risorse molto importanti, abbiamo il teatro di Eraclea Minoa, abbiamo la foce del fiume Platene che va dalle Scale dei Turchi a Torre Sarsa, a Porto Empedocle in cui c'è il porto turistico. Possiamo lavorare tutti assieme, possiamo accedere a dei finanziamenti e abbiamo cercato l'unica soluzione, fare il gruppo tutti assieme per valorizzare ancora meglio questa corsa, perché è una delle più belle corse d'Italia.